Tu che doni la certezza che nei fedeli defunti si compie il mistero del tuo Figlio morto e risorto. Per questa fede che noi professiamo, ti preghiamo, Padre, per tutti coloro che sono caduti, perché noi vivessimo in un mondo più libero e più giusto. E ogni anno la nostra amministrazione comunale celebra l'anniversario della storica battaglia del 29 maggio 1848, combattuta valorosamente e eroicamente dal contingente dei volontari toscani, tra cui gli studenti e i professori dell'Università di Pisa e Siena, che ringrazio di cuore, i magnifici rettori, le compagnie dei civici toscani e le truppe regolari volontarie del Regno delle Due Sicilie, in un'evidente disparità delle forze contrapposte, tenendo testa per molte ore a uno dei più potenti eserciti europei, dimostrando tutto il valore della gioventù della nascente nazione italiana. Il sindaco di Curtatone, Carlo Bottani, sentito l'unanime giudizio favorevole della giunta comunale, nell'intenzione di mantenere vivo il ricordo dello straordinario patrimonio di valori ideali legati a questo evento storico, attribuisce il premio Curtatone Montanara 2021, quarta edizione, al dottor Francesco Paolo Tronca, funzionario accademico italiano, già prefetto della Repubblica, commissario straordinario di Roma Capitale, membro del Consiglio di Stato, commissario straordinario dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e attualmente membro del Consiglio di amministrazione dell'Università di Pisa, con la seguente motivazione: per l'impegno profuso al servizio dello Stato durante la sua lunga carriera all'interno delle prefetture di tutta Italia, per la difesa della convivenza civile e pacifica, a tutela di quei valori che incarnano più compiutamente l'essenza della democrazia e architrave della nostra Carta Costituzionale. Grazie Prefetto. Un momento importante e significativo della mia vita, della mia carriera, dei miei studi. Un momento che con orgoglio voglio dedicare a tutti quegli studenti, a quei professori, a quei volontari che lasciarono la vita in questa terra, iniziando un periodo estremamente importante per il nostro paese, per la nostra patria, per la riunificazione dell'Italia. È stata una testimonianza di grande livello, non solo storico, ma anche etico.